Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi il titolo è Da quando cresci, quando sei arrivato, ricordati sempre da dove sei partito. Lo ripeto per quelle persone che alcune volte, magari nella vita, sono partite male, poi crescono, magari una botta di karma di qua, una botta di karma di là, e poi si dimenticano da dove sono partiti, no? E allora il vostro Marietto non è che dice che devono scendere al trespolo, ma quando va bene ricordarsi sempre da dove si è partiti. In altre parole, uno potrebbe, il Marietto non le dice, ma se uno sta bene si deve sempre, e lo ripeto, sempre ricordare da che letamaio è partito, perché molte persone che ho conosciuto nella vita hanno avuto fortuna, ma poi si sono dimenticati che erano persone semplici, erano persone che vivevano in letamai. Il Marietto non lo dice, però lo dicevano gli altri. E quindi quando voi siete nell'etamaio, ricordatevi che quando sarete su in cima e starete bene, allora vi dovrete ricordare delle parole del Marietto. Ricordati quando eri giù in fondo, ricordati la fatica che hai fatto per raggiungere gli obiettivi e ricordati che se un giorno ritorni nell'altamaio, un giorno potresti ritornare su. Quindi non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. E per fare questo, Uriel, che è associato a Saturno, che è associato al karma, ma al regolatore, al giustiziere del karma, è l'ideale, ma non per punire, ma per tenerci sempre i piedi fermi, saldi su questo bellissimo mondo. Un mio avversario lo chiamava porco mondo, ma il Marietto queste cose non le dice, no? Una volta infatti il mio avversario mi ha detto: a te Marietto sono scesi tutti i santi di questo porco mondo a salvarti. Allora, cari miei, quando voi state bene, ricordatevi sempre le parole del Marietto, ricordatevi da dove siete venuti. E quando starete male, ricordatevi di quando siete stati bene. Mai dimenticare che si può sempre ritornare in sella. E un circuito di quelli che può dare una mano è quello di Uriel, sia che state bene sia che state male, perché è il giustiziere del karma. Se avete ricevuto ingiustizie, no? Allora utilizzate questo circuito. Se invece state bene, no? Per non farvi diventare degli asini che pensano di fare o di sapere sempre una pagina più del libro, perché solamente quelli lì non scriveranno mai libri, no? Allora il vostro Marietto, se voi avete un marito così o una moglie così, il vostro Marietto vi consiglia di utilizzare questo circuito. Nello stesso tempo però, attenzione, usate anche questo circuito che è la croce cristica. Vi ricordo che i fratelli d'amore, no? I fratelli d'amore da dove deriva il Dante, il famoso Dante, che poi non si sa se era un gruppo misterico o era solo una persona, poi si è trasformato in Rosa Croce, ma la base è questa croce cristica. Quindi via, andate a vedere anche la pillola che ho fatto su questa croce. Mi raccomando, scaricate anche nel sito di Legare Marietto Veneziano il circuito che è gratuito. Poi, se appunto siete in un periodo di negatività, questo circuito è ottimo per cancellare la negatività in campo. Ma ritorniamo a questo circuito, scusate, a questo circuito, mi raccomando, quando state bene ricordatevi quando stavate male, e ricordatevi tutto quello che avete sofferto. Quando state male ricordatevi quando stavate bene, e ricordatevi che dal cielo non viene giù niente gratis. Se Dio dà il vento, le vele le dovete alzare voi. Quindi se in questo periodo ti va tutto bene, qualsiasi cosa tocchi diventi oro, fermati un attimino e comincia a ringraziare Dio che sei lì in quel momento. Ma chiedi a Dio di non farti esagerare, perché arriveranno tempi, te lo garantisce il Marietto, e qui lo ripeto, te lo garantisce il Marietto, che penserai che Dio ti abbia abbandonato. Ma in quel momento lì ricordati che Dio è sempre con te.
Quindi attiva questo circuito se stai bene o se stai male. Se hai un marito che sta bene, attivalo per proteggerlo, per fargli prendere le giuste misure. Se hai un marito che sta male o voi state male, attivate questo circuito per fare in modo che il karma sia giusto nei vostri confronti. E nello stesso tempo, mi raccomando, la croce cristica mi raccomando, che dovete avere una pace interiore. Anche durante le tempeste il Signore vi può sempre portare in pace. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Questi circuiti si possono scaricare gratuitamente sul sito del Capitano nelle PDF che il De Garde e Marietto Veneziano hanno fatto il 4 luglio del 2022. Quindi se questo video lo stai vedendo nel 2027, nel 2030, ricordati che il 4 luglio 2022 il De Garde e Marietto Veneziano hanno donato all'umanità questi circuiti che sono eccezionalmente buoni. Grazie e alla prossima, ciao!